Mr. Zanoni is next. Grazie Presidente. L'Europa è un continente enormemente ricco d'acqua dolce ma che rischia di diventare povero di acqua potabile. È un paradosso dovuto ai sempre più frequenti casi di inquinamento della falda acquifera. In Italia, ad esempio, nel Veneto, la mia regione, negli ultimi 50 anni sono state autorizzate cave sottofalda e discariche che hanno portato a un grave inquinamento delle falde acquifere, del suolo e dei pozzi di acqua potabile. Nel maggio di quest'anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto ha riscontrato l'avvelenamento da mercurio di oltre 100 pozzi in diversi comuni della provincia di Treviso. Bisogna pertanto agire in fretta e sbloccare subito l'importantissima e necessaria direttiva suolo, adottata dal Parlamento europeo in prima lettura nel 2007, ma ancora oggi bloccata in Consiglio. Direttiva che prevede l'obbligo di censire e bonificare i siti contaminati e così risolvere il problema dell'inquinamento delle falde acquifere. Grazie.